Oggi è il 31 marzo ed è la giornata mondiale del backup. Sì, esiste la giornata mondiale del salvataggio dei dati e c'è un motivo. Pensiamoci bene. Dove salviamo i nostri documenti importanti, i video, le foto che ormai da decenni non stampiamo più? Nel telefonino o nel PC? Immaginiamo adesso che per un guasto, un virus, una distrazione o un furto perdiamo tutto. Cosa succederebbe? Panico, il telefono lo riacquisto, mi chiamerà qualcuno e dovrò chiedergli dimmi chi sei perché non ti trovo più in rubrica. Ah, sei tu, scusa, ne approfitto, mi puoi rinoltrare la foto del compleanno che ti ho girato il mese scorso, almeno cerco di recuperare qualcosa. Però c'è una buona notizia, possiamo risolvere facilmente facendo il backup. Il backup possiamo farlo su delle chiavette USB, su dei dischi esterni, ancor meglio sul cloud, perché le copie dei dati vanno custodite in un posto sicuro e lontano dall'apparato principale. Il backup è come una polizza assicurativa, ci accorgeremo di averla solamente quando ci servirà. Quindi oggi facciamo il backup, perché i dati potremo recuperarli solamente se prima li abbiamo salvati. E se non sappiamo come fare, facciamoci aiutare da una persona di fiducia. Oggi, 31 marzo, prendiamoci questo impegno. Facciamo il backup, facciamolo adesso e poi facciamolo sempre.